Oggi avrebbe compiuto 100 anni, la famiglia lo descrive come una montagna da amare. È morto il 14 febbraio 2002. Quello che resta è la sua storia, la storia del suo paese. Gli ingredienti di un buon politico sono la sincerità e la lealtà per il proprio elettorato. Io sono da 30 anni deputato perché non mi sono mai vergognato di parlare delle insufficienze della classe politica e perché ho sempre sostenuto che bisogna essere sinceri col popolo elettore. Il 18 maggio 1921 nasceva a Porto Empedocle Giuseppe Sinesio, che sarebbe poi diventato sindaco, onorevole ma anche sindacalista, attivista, marito e padre. Uno dei 4 figli di una famiglia piccolo-media borghese, il padre, commerciante, era originario della vicina cattolica Eraclea. Il giovanissimo Giuseppe, dopo le scuole medie, viene mandato ad Acireale per proseguire gli studi al Collegio Pinnisi, retto dai padri gesuiti, dove si diploma anticipando di un anno all'età di 17 anni. Matura la scelta, appoggiata dalla famiglia, di proseguire gli studi ed andare fuori dalla Sicilia. Nel 1938 si iscrive alla Facoltà di Chimica di Milano. Tra i suoi docenti il premio Nobel per la chimica Giulio Natta, inventore della plastica. Negli anni universitari Giuseppe Sinesio entra in frizione con le regole del regime fascista. Questa opposizione gli è costata l'espulsione da tutte le università d'Italia. Viene riammesso solo in seguito all'intercessione della Casa Reale, sensibilizzata da un amico e collega di università. E poi il tempo della guerra. Durante il secondo conflitto mondiale Giuseppe viene chiamato alle armi. Un'esperienza traumatica, quella della campagna in Russia, terminata nel 1942. Quasi 90.000 vittime, la sopravvivenza che era scandita dal dover scampare alla morte svestendo i cadaveri per proteggersi dal freddo, chiedere un po' di cibo alle popolazioni locali per andare avanti. L'unico conforto, la fede e la speranza di riabbracciare i propri cari. Un'esperienza così buia che Giuseppe Sinesio sceglierà sì di viaggiare e girare il mondo, ma di non tornare mai più in Russia. Tornato a Porto Empedocle nel 1943, subito dopo lo sbarco degli alleati, collabora con gli americani per un ritorno alla normalità. Nel dicembre del 1943 partecipa alla riunione di formazione della Democrazia Cristiana nello studio legale dell'avvocato Giuseppe Alessi a Caltanissetta. La vita politica di Sinesio inizia con il battesimo in DC. Poi completa gli studi universitari a Palermo, inizia ad insegnare e fare il pubblicista. I suoi studenti erano tutti raccomandati perché se qualcuno si prendeva la briga di sponsorizzare uno, allora dovevano essere tutti aiutati. Sono anche gli anni dell'amicizia con Andrea Camilleri. Da lui Sinesio vuole apprendere le tecniche dell'oratoria. Si apre poi la lunga parentesi del sindacato, partecipa alla nascita in provincia di Agrigento prima del sindacato unico e dopo nel 1950 a quella della CISL, di cui diventa dirigente locale, poi regionale e nazionale. Le battaglie che gli stanno a cuore sono tutte quelle relative al riconoscimento dei diritti del lavoro. Il suo sguardo è rivolto al riscatto della sua terra. Occorre dare alle famiglie che si trovano in difficoltà gli strumenti per uscirne. Si apre adesso il lunghissimo percorso nella politica attiva. Nel 1948 Giuseppe Sinesio diventa vice sindaco di Porto Empedocle. Da amministratore impatta con i problemi legati ad un piccolo borgo, già porto di Agrigento, che vive di pesca e di piccolo commercio, inserito in un territorio disconnesso dal resto d'Italia, senza strade e ferrovie. Inizia l'attenzione per il porto. Spesso Sinesio nei suoi comizi ripeterà la frase «attenti al porto». È il tempo dell'amore. 1950 Giuseppe Sinesio sposa la più giovane delle sorelle Sciangula, donna Carmela. Dal matrimonio nasceranno i figli Pippo e Chetti. Sinesio approfitta del viaggio di nozze per incontrare a Milano alcuni dei suoi professori dell'università, diventati nel frattempo dirigenti della società Montecatini, che produce prodotti chimici. Sinesio strappa loro la promessa di investire a Porto Empedocle. Li convince spiegando che il porto è strategico per ricevere le materie prime e ridistribuire il prodotto finito. Nel 1951, dopo la nascita del primo figlio, l'esperienza americana. Parte per uno stage di un anno negli Stati Uniti. In USA impara le tecniche più evolute di marketing, attinge conoscenze da un paese tanto diverso ed evoluto dal punto di vista sociale, economico e politico rispetto al contesto italiano ed europeo. Tornato nella sua Porto Empedocle nel 1952 vince le elezioni e diventa sindaco, ruolo che ricoprirà ininterrottamente per 17 anni fino al 1969. Alle elezioni del 1953 viene escluso dalle liste della DC per intervento diretto di De Gasperi e Scelba perché Sinesio aveva idee troppo radicali e di sinistra. Ha svolto anche un altro mandato da sindaco di Porto Empedocle, dal 1985 al 1989.
Stiamo interrando circa 200.000 metri quadrati di mare per creare una zona industriale che possa dare possibilità di nuove industrie, di nuovi impianti industriali del settore chimico a Porto Empedocle. Settore chimico molto in sviluppo nel meridione d'Italia. Lo spazio che noi stiamo creando l'abbiamo voluto vicino al porto in maniera di poter rendere meno costosi i trasporti e dunque abbassare i prezzi di produzione. E la possibilità di aumentare l'esportazione del nostro porto, che ha raddoppiato le proprie esportazioni tenendo presenti i dati dell'anteguerra, con la creazione di altri stabilimenti sulla zona industriale di Porto Empedocle. Verrà portato questo tonnellaggio sulle banchine di Porto Empedocle a circa 2 milioni di tonnellate. 2 milioni di tonnellate rappresentano veramente avere fatto il benessere della zona nella quale viviamo. Sono stati gli anni del boom economico per Porto Empedocle, anni che si potrebbero racchiudere citando 3 realtà: Montecatini, Centrale Enel e Italcementi. Ma andiamo con ordine. Giuseppe Sinesio riesce a realizzare il sito industriale della Montecatini nella zona est del porto, utilizzando i fondi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Lo stabilimento prende il nome di Acragas e produce fertilizzanti per l'agricoltura da destinare anche al mercato del Medio Oriente. A tutela di quegli spazi e di quella realtà, Sinesio fa eseguire un riempimento a mare per aumentare il territorio che mancava. Sono gli anni in cui Sinesio amplia il porto e potenzia la linea del trasporto ferroviario. 1963. L'amministrazione approva il piano regolatore portuale. Il porto in poco tempo diventa uno dei più importanti e strategici d'Italia. Sempre in quegli anni il Comune approva il piano regolatore generale, strumento raro per il panorama regionale che permette uno sviluppo urbanistico dell'edilizia improntato alla legalità. La cittadina di Porto Empedocle diventa la punta di diamante della provincia, il bar Castiglione, il salotto buono dell'Interland, complice il benessere diffuso, esplode il boom demografico, si passa dagli 8.000 abitanti ai 18.000. Sinesio riesce a far sì che l'Enel realizzi la centrale elettrica a Porto Empedocle, il progetto iniziale la prevedeva a Licata. Convince l'Italcementi della famiglia Pesenti di investire a Porto Empedocle. Per la produzione di cemento, oltre alla marna di cui Porto Empedocle era ricca, serviva l'acqua che invece mancava. Questa titubanza viene colmata dalle rassicurazioni di Sinesio, pronto a togliere anche l'acqua ai cittadini per far funzionare la fabbrica. Il messaggio era ironico ma chiaro: Italcementi avrebbe trovato un'amministrazione pronta a dare pieno supporto. 1956 Sinesio viene sospeso per 6 mesi dal Collegio dei Probiri Viri della Democrazia Cristiana Nazionale per una sua affermazione. Aveva sostenuto pubblicamente che un onorevole di Caltanissetta non poteva far parte del partito per contiguità con la mafia. Minacciano di rapire suo figlio. Sinesio manda Pippo all'età di 4 anni a vivere a Roma a casa della zia. Nel 1958 inizia l'era parlamentare. Giuseppe Sinesio viene eletto nelle fila della DC alla Camera dei Deputati, dove rimarrà 34 anni fino al 1992. Punto di riferimento politico di Sinesio è Enrico La Loggia, uno dei padri dell'autonomia siciliana, presidente della regione. È stato La Loggia a spingere la candidatura di Sinesio, preferendolo al suo stesso figlio perché 2 della stessa famiglia in politica contemporaneamente si impidugliano i pedi. Sinesio e La Loggia hanno contribuito a rinnovare la classe dirigente della Democrazia Cristiana provinciale, una realtà che ha visto eleggere deputati come Trincanato, Mannino, Errore, La Russa e anche un giovanissimo Cuffaro. Sinesio, insieme ad altri sindacalisti, forma un'area di pensiero che viene chiamata Forze Nuove, una corrente interna alla DC che si occuperà delle battaglie sociali del partito. Il grosso problema intanto è l'occupazione, soprattutto l'occupazione giovanile, perché i giovani vogliono partecipare alla creazione dello Stato democratico attraverso la loro presenza nella produzione del reddito nazionale, che non può essere un fatto puramente formale, nominalistico, ma deve essere una partecipazione attraverso il lavoro e dunque attraverso la liberazione dal bisogno. Ecco, quali soluzioni a questo problema a suo avviso? Cambiamento della politica economica. Cambiare la politica economica significa incoraggiare il Sud, evitare che il Sud possa essere mantenuto come mercato di consumo, esaltare l'economia turistica e l'economia agricola, però verticalizzata in senso moderno, e dare
risposte adeguate ai problemi agricoli, alla fame che esiste nel mondo, soprattutto nel terzo mondo e fra i paesi sottosviluppati. Nel 1964 entra nel Consiglio nazionale della DC, in rappresentanza dei sindaci. Successivamente siederà nella direzione nazionale della Democrazia Cristiana accanto, tra gli altri, a Moro, Andreotti e Fanfani. Dal 1974 Sinesio entra nel quarto e quinto governo Moro come sottosegretario ai trasporti. Nel 1978 col governo Andreotti viene nominato sottosegretario all'industria. In quegli anni l'Italia si attesta il posto di quinta potenza economica mondiale. Contribuisce alla sconfitta del terrorismo politico e delle Brigate Rosse che intendevano sviluppare il comunismo attraverso la lotta armata. Tra gli obiettivi politici non raggiunti, la mancata riconversione negli anni 70 della Montedison a Porto Empedocle, ostacolata dalle false illusioni di una riapertura, e la mancata realizzazione nel 1971 dell'aeroporto in provincia di Agrigento, avversata dai contrapposti interessi palermitani e catanesi. Al culmine della carriera politica dal 1984 al 1992 l'esperienza internazionale si dedica alla politica estera ed europea, all'interno di due organismi, il Consiglio d'Europa e l'Unione dell'Europa occidentale, dove ricopre il ruolo di vicepresidente vicario e presidente. Nel 1992 lascia la politica attiva, passando il testimone al figlio Pippo, già sindaco di Porto Empedocle. Nel 1994 riceve la più importante delle onorificenze italiane, Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.